entra nel vivo a Treviso, candidati tra la gente, sicurezza e razzismo in primo piano dopo i fatti di Macerata. Intanto i candidati raccolgono la sfida della nostra emittente sull'autonomia. Dopo Susegana e Mogliano, un'altra razzia di costosi trattori a Spresiano, in azione probabilmente la stessa banda. L'allarme degli agricoltori, vertice in prefettura. Incidente stamane lungo la Feltrina a Montebelluna, le drammatiche immagini dell'auto infilzata dal guardrail, la quarantenne alla guida viva per miracolo. Incidenti domestici a Vittorio Veneto, un quarantenne si ferisce alla gamba con la motosega. A San Zenone degli Ezzelini, 35enne cade da 6 metri mentre sale su una scala. Magrebino tenta di rubare cellulari e portafogli nello spogliatoio del rugby Villorba, ma viene scoperto e rincorso dai giocatori. Ad identificarlo poi ci pensano i vigili. Tappa trevigiana oggi per il taxi speciale di Caterina Bellandi, che gira l'Italia per portare il sorriso ai bambini che hanno affrontato storie di malattia e di dolore. Continua il viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, come il piccolo Sant'Antonio inserito tra due bossoli ed usato come santino, e i crisantemi che un capitano pagava ogni anno per le tombe dei suoi soldati. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano le politiche di marzo, perché a meno di un mese dal voto la campagna elettorale entra nel vivo a Treviso. Candidati tra la gente, impossibile non confrontarsi dopo i fatti di Macerata sui temi della sicurezza e del razzismo. Gazebo lungo le mura, partiti e candidati tra la gente. La campagna elettorale per le politiche del 4 marzo entra nel vivo anche a Treviso e non può prescindere dai temi che infuocano il dibattito nazionale. Non nel giorno del corteo antirazzismo di Macerata. Contro i fascismi la CGIL raccoglie firme a Porta San Tommaso. Io penso che sia veramente indegno e pericoloso in qualche modo strumentalizzare degli eventi come quelli. Condanne che sono sì ma non sono condanne. Io voglio sentire solo condanne unanimi senza nessun ma e se. Poco più in là Varco Manzoni, a poche decine di metri, Liberi e Uguali e Lega Nord. Dobbiamo stare attenti, il fascismo sta tornando nel nostro paese e oggi siamo vicini a tutte quelle persone che stanno sfilando a Macerata per dire che i fascismi non possono più esistere nel nostro paese. Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, arriverà a Treviso venerdì prossimo. Inevitabile parlare di sicurezza, tra la gente il tema è quello e la Lega ne fa un cavallo di battaglia. Al gazebo il segretario provinciale e candidato al Senato Dimitri Coin, vittima nelle scorse ore di un furto in casa. Sentimento di rabbia per quello che accade ed è anche di fastidio, perché le forze dell'ordine a volte sono impotenti o vengono utilizzate per dirimere questioni che potrebbero essere gestite a monte dalle amministrazioni, dalla politica e da tante altre realtà sociali. Pochi passi e i candidati si incrociano, si fermano a parlare. Nel confronto tra i leader nazionali i toni non sono altrettanto amichevoli. Dobbiamo tutti fare un passo indietro e parlare in maniera diversa. Alle volte il linguaggio è pesante, l'accusa agli altri, gli insulti, secondo me dovremmo fare tutti un esame di coscienza. Io credo che sia importante esprimere le proprie opinioni, non vedo perché dobbiamo necessariamente insultare gli altri. Ma le distanze ci sono e rimangono. Lorenzo Monaco, candidato per Italia agli italiani, è appena stato in piazza Pola per la commemorazione delle vittime dei 25.000 italiani gettati nelle foibe. Sono stati ammazzati nella maniera più vigliacca possibile, con l'unica colpa di essere italiani, per cui ecco, oggi per noi è un po' una giornata veramente del ricordo. E lo dovrebbe essere per tutti, ricordando quello che effettivamente è accaduto. Ed ora la cronaca, ancora un furto di trattori nella Marca, presa di mira la scorsa notte un'azienda di Spresiano. Gli agricoltori intanto chiedono aiuto al prefetto. Sentiamo. Furti programmati, perché naturalmente non può essere che in una settimana spariscono 3 trattori di alta gamma, pertanto c'è una commissione a monte e questo è quello che fa preoccupare.
C'è grande allarme nel mondo dell'agricoltura trevigiana dopo l'ennesimo furto di trattori da un'azienda, il terzo di questa settimana. La scorsa notte i ladri hanno colpito nell'azienda Apple di via Don Minzoni a Spresiano, razziando un trattore agricolo completo di sollevatore posteriore, poi attrezzatura per la coltivazione dei campi come decespugliatori e motocoltivatori. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato, ma è comunque ingente. Indagano i carabinieri. Un episodio che arriva in un periodo nervioso per gli agricoltori, bersagliati da quella che evidentemente è una banda che colpisce su commissione. A inizio settimana col Fosco era stato rubato un trattore di ultima generazione della stessa prestigiosa marca dei due mezzi rubati l'altro ieri a Mogliano. Sono trattori di alta gamma, mediamente hanno un costo che si aggira attorno ai 100.000 euro. Per quella tipologia di trattori naturalmente sono tre trattori, ci stanno tranquillamente in un tir e credo che hanno completato il carico, in questo momento stiano passando la frontiera. Raid di furti in agricoltura che periodicamente si ripetono. 2 anni fa una banda aveva razziato decine di aziende nella Marca, allora diversi mezzi vennero ritrovati in Romania. Ora il fenomeno si ripresenta mettendo in allarme le organizzazioni degli agricoltori. Coldiretti ha anche creato una app alla quale si possono segnalare i furti, così da mettere in allerta tutte le altre aziende del territorio. C'è stato anche un incontro in prefettura sulla questione. Noi abbiamo proposto come Coldiretti di poter utilizzare una rete di controllo di videosorveglianza sulla pubblica via, perché naturalmente nelle strade di campagna, come si vede, non c'è un grosso traffico, ma naturalmente quando passa un bilico che può contenere un trattore naturalmente salta all'occhio, pertanto poter inquadrare con delle telecamere messe in rete la pubblica via diventa già un effetto deterrente. Ed ora le drammatiche immagini dell'incidente che si è verificato questa mattina alle 7:30 sulla Feltrina all'altezza di Montebelluna, dove si sono scontrate frontalmente 2 auto, una delle quali condotta da una quarantenne finita fuori strada. La macchina è carambolata contro il guardrail, venendo oltrepassata dalla barriera ed infilandosi con la parte anteriore nel fossato. Viva per miracolo la conducente, trasportata con traumi di media gravità all'ospedale di Montebelluna. Conseguenze ancora più lievi per il conducente dell'altra vettura coinvolta. Sul posto il SUEM, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. 35enne cade da una scala di 6 metri, quarantenne si ferisce alla gamba con la motosega mentre taglia legna nel bosco. Giornata caratterizzata da incidenti domestici, quella di oggi nella Marca. Sentiamo. 2 incidenti domestici questa mattina nella Marca, 2 infortuni che rischiavano di avere conseguenze ancora più gravi. Il primo intorno alle 10 all'Iedolo di San Zenone degli Ezzelini. Un 35enne è caduto a terra da un'altezza di 6 metri mentre saliva una scala. Il primo a soccorrerlo è stato il fratello che l'ha caricato in macchina per portarlo all'ospedale. A Mussolente però, visto l'aggravarsi della situazione, l'uomo ha chiamato il 118, giunto sul posto da Treviso. L'elicottero del SUEM è atterrato nel parco antistante le scuole del paese, dove il 35enne è stato caricato e portato all'ospedale Cafoncello. Ha riportato varie lesioni ma non è in pericolo di vita. Poco più tardi a Formeniga di Vittorio Veneto un secondo infortunio, un quarantenne si è ferito alla gamba con la motosega mentre tagliava della legna. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Vittorio dove è stato ricoverato. Anch'egli fortunatamente se la caverà. Ed ancora la politica con la presentazione dei candidati di Forza Italia per le elezioni nazionali del 4 marzo. Sono l'ex sindaco di Pederobba Raffaele Barato e l'ex capogruppo in regione Dario Bond. Un incontro dove non sono mancate le sorprese tra il pubblico. Vediamo. È una presentazione che non passerà inosservata anche per le amministrative di Treviso, quella dei candidati alle politiche nei collegi trevigiani per Forza Italia. Volti nuovi e tante vecchie conoscenze si sono affacciate ad un movimento che si sente nuovamente forte di un consenso che solo qualche anno fa era nella Marca al 4% ed oggi viaggia intorno al 15%, nella terra dove la Lega segna il 21%. Sarà per questo che, oltre agli azzurri da sempre, tra il pubblico che ascoltava il trevigiano Raffaele Barato e il bellunese Dario Bond c'erano anche l'ex volto di Fratelli d'Italia ai 300 Davide Acampora o l'ex leghista Giorgio Granello, ma anche il socialista da sempre Graziano De Biasi. Grandi manovre sia per Roma che per Treviso all'interno del centrodestra di Marca.
si va avanti, si va a braccetto. Oggi al mercato eravamo assieme e continueremo a fare la campagna assieme con Mario Conte, con la Lega. Ex candidato azzurro che avrebbe fatto il passo di lato per dare a Forza Italia il seggio uninominale sicuro di Treviso. Assolutamente no, il mio passo di lato è un passo di lato per la creazione di una coalizione ampia di centrodestra. Che intanto si concentra sul 4 marzo, una campagna elettorale cortissima dove tra gli impegni presi oggi dai candidati azzurri c'è l'autonomia del Veneto che hanno subito sottoscritto. Come televisione noi stiamo portando avanti questa iniziativa, che tutti i candidati siano disposti a firmare il fatto che appoggeranno questa autonomia del Veneto. Lei ha risposto? Assolutamente sì, grazie a voi e alla vostra televisione, perché vuol dire che anche gente come voi tiene a questo territorio e noi dobbiamo seguire questo grande esempio. Firmerò assolutamente, ma soprattutto porterò avanti le idee di questo Veneto e l'autonomia. Sono felicissimo di firmare e lo firmerò anche con una B grande in modo che rimanga nella storia che Bond Dario era lì a firmare e a fare questa grande battaglia. Impegno sull'autonomia firmato anche dai 6 candidati della quarta gamba centrista che si sono presentati oggi. Vogliamo fare una campagna elettorale calma, tranquilla, seria, parlando con le persone, girando per le piazze, presentandoci in maniera credibile. Siamo lontani dai proclami e dal populismo che non fa bene né all'economia e né alla politica italiana. Difendere imprese e famiglie, rilanciare l'occupazione giovanile, riformare l'ordinamento bancario, promuovere un fisco più equo sono alcuni dei punti principali del programma elettorale di Noi con l'Italia UDC, presente con 6 candidati oltre all'uscente Conte, Mario Collet, sindaco di Follina, l'ex assessore regionale Ermanno Serraiotto, Stefania Barbieri, consigliera provinciale di Parità, Cinzia Monti e Raffaella Bellotti. I traguardi sono alcuni: la difesa dei valori della famiglia, il mondo del lavoro, il mondo della scuola e soprattutto le eccellenze del Veneto e quindi i temi culturali e collegati alla scuola, all'istruzione e alla formazione professionale. È sulle famiglie che noi dobbiamo assolutamente puntare, dobbiamo sostenere le famiglie per la natalità, per il rispetto, per l'educazione, per il futuro, per dare un futuro ai nostri figli. Tutti e 6 i candidati hanno sottoscritto l'iniziativa della nostra emittente di chiedere ai futuri parlamentari veneti un esplicito impegno in tema di autonomia della regione. Ci mancherebbe altro, l'autonomia e soprattutto quella fiscale ormai è un'esigenza che le nostre amministrazioni non possono più procrastinare, per cui dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e fare in modo che questa autonomia ritorni a dare vita e vigore alla nostra area. Parliamo ora di vaccini, copertura in crescita in Veneto nel 2017, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo, anche se ci sono ancora 21.000 tra bimbi e ragazzi che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Sentiamo. Vaccinazioni in Veneto è un quadro confortante quello che emerge dal report 2017 redatto dalla direzione regionale del Veneto. L'adesione ai vaccini in Veneto nella fascia d'età tra 2 e 16 anni è continuata a crescere sia prima che dopo l'obbligo imposto dalla legge Lorenzin. Tuttavia sono ancora 21.000 i bambini e ragazzi fino a 16 anni che non hanno ancora iniziato il percorso vaccinale. Di questi 8.500 sono in età prescolare da 0 a 6 anni e quindi sono a rischio di esclusione dalla scuola, dati regionali che sostanzialmente confermano il trend registrato nella Marca. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi per essere esatti, i bambini minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. In generale nel Veneto, nella fascia d'età 2-16 anni, la copertura per 3 dosi di poliomelite, rappresentativi anche per i vaccini per polio, difterite, tetano, per tosse, epatite B ed emofilo, ha raggiunto il 95,5% ed il 94,7% per una dose di morbillo, rappresentativa anche per la parotite e la rosolia. Sul fronte degli inadempienti, i tecnici regionali fanno notare che si è ancora in attesa di determinazioni esaustive da parte del Ministero sul fatto se debbano essere sanzionati pecuniariamente o no i 29.000 ragazzi veneti che hanno iniziato il percorso vaccinale ma mancano di una o più dosi per completarlo.
E proprio sulla questione dei vaccini è arrivata poco fa da Trieste la precisazione della Ministra della Salute Beatrice Lorenzin: nessuna proroga per la vaccinazione dei bambini iscritti a scuola ad un mese esatto dal termine del 10 di marzo, quello in cui i piccoli dovranno appunto essere messi in regola con la legge. Quindi entro un mese bisognerà procedere con le vaccinazioni degli iscritti alla scuola dell'obbligo. I genitori che non lo faranno saranno sanzionati. Quanto ai bambini non vaccinati da 0 a 6 anni che dopo il 10 di marzo non saranno più ammessi a scuola, la legge, ha sottolineato il Ministro, prevede che se c'è una prenotazione per la vaccinazione dopo il 10 di marzo basterà che i genitori presentino copia della prenotazione per poter rimanere a scuola. Ed ora continuiamo con la cronaca, perché a Villorba un ladruncolo è stato rincorso da un'intera squadra di rugbyisti. Sentiamo cosa è successo. Ha deciso di mettere a segno un furto nello spogliatoio degli impianti sportivi di Villorba, ritrovandosi a essere rincorso da un gruppo di rugbyisti arrabbiati. Se l'è vista brutta ieri sera un giovane di origini marocchine che verso le 21 si è intrufolato negli spogliatoi del Villorba Rugby, rubando tutto ciò che di valore c'era nelle borse degli atleti, in particolare diversi smartphone. Ma quando ha cercato di andarsene è stato notato dai giocatori, che lo hanno rincorso infuriati. Il ragazzo è riuscito però a non farsi raggiungere, venendo tuttavia identificato e rintracciato poco dopo dalla polizia locale, che, esaminati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a risalire al responsabile, ritrovando anche i telefonini rubati. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Continuano gli echi polemici sul rinvio dell'altra sera per Asco Holding, società del valore di decine di milioni di euro in mano ai comuni trevigiani. Una situazione di stallo che sta penalizzando il titolo e che ha portato Conegliano a sfilarsi dai comuni a guida leghista e Partito Democratico. Vediamo. Conegliano dice no ai tentennamenti sul futuro di Asco Holding e soprattutto non vuole che il valore delle quote, a causa della continua incertezza, crollino, sottraendo ricchezza alla propria comunità. Per questo si è messa dall'altra parte del fronte rispetto ai sindaci di Lega e Partito Democratico. È stato questo uno dei colpi di scena della riunione dell'altra sera dei sindaci a Pieve di Soligo. Non possiamo assolutamente lasciare dilapidare un patrimonio di una società, ripeto, che oggi va bene ma che ha assolutamente bisogno di avere idee chiare per il futuro. Del resto l'incertezza sulla holding sta portando al ribasso i titoli della quotata in borsa, segnando la debolezza dell'intero gruppo. E questo mentre da una parte si punta a mantenere la situazione attuale, mentre dall'altra si spinge per la quotazione a Piazza Affari, con un patto di sindacato tra sindaci per mantenere il potere ai territori. L'appello a questo punto di Chies è chiaro. La responsabilità di un sindaco e di tutti i sindaci è quella di fare il bene del proprio territorio. In questo momento non lo stiamo facendo, perché farlo vuol dire trovarsi tutti assieme e ragionare per trovare la massima condivisione possibile. Questo dobbiamo fare e questo è il mio impegno per il futuro. Ed ora torniamo a Villorba, perché questa mattina è arrivato in paese un taxi davvero particolare, alla guida una signora diventata la zia Caterina, di tanti bambini che hanno affrontato storia di malattia e di dolore. Io ti racconto una storia, ho perso il mio compagno per un cancro, ho visto morire tanti bambini, posso venire a condividere il dolore di tua figlia? Posso venire a diventare zia nella vostra vita? Questo voglio fare. Si racconta così Caterina Bellandi, al secolo la zia che guida il taxi dell'amore, a chi gli chiede il perché di questa sua missione. Perché il suo Milano 25, taxi regolarmente registrato in comune a Firenze, è il simbolo di un tunnel di disperazione superato con l'amore verso i più piccoli. Il mio amore era un tassista e quando prima di morire mi ha detto tu sarai me, sarai Milano 25, era una sigla, era anche niente, per me era un numero da giocare all'8. E adesso è tutta la mia vita. Così Caterina ha fatto di questo taxi il simbolo della condivisione dei momenti difficili delle vite di tanti bambini, ma anche di tantissimi genitori. Una missione benedetta da Papa Francesco e condivisa da nomi dello spettacolo come Giovannotti. Un taxi coloratissimo che ha e sta facendo parlare il mondo per un impegno che oggi ha ricevuto il sostegno dei ragazzi della scuola media di Lancenigo. Per lei? Grazie.
Ma siete bellissimi! Denaro che non servirà però al taxi, ma ad altri bambini. I bambini fanno il controllo dei guariti quando hanno le osteosarcomi che per esempio guariscono per 10 anni. Vengono a Firenze a fare i controlli e lasciano la scuola, serviranno per aiutarli nel recupero delle ore perse, magari per un insegnante, serviranno per mangiare una pizza in più, serviranno per investire bene la loro nuova e futura vita. Così anche la consegna di una raccolta fondi fatta col cuore è diventata una lezione sulla condivisione dei momenti bui della vita. La compassione è proprio, non è pietà, non mi fa dispiacere vedere che stai male, ma mi fa gioia compatire, patire con te e quindi condividere. È proprio differente come concetto e mi piace che i ragazzi lo abbiano chiaro, perché fare questo significa migliorare se stessi e migliorare la società intorno a noi. Ed ora, come ogni sabato, la rubrica dedicata ai vostri oggetti legati alla Grande Guerra. Stasera scopriamo un singolare altarino votivo, ma anche la storia dei crisantemi del capitano. Questo, diciamo, cimelio io l'ho trovato nella casa di mia mamma vecchia, dove praticamente nel 15-18 dormivano gli ufficiali e davanti sul brolo c'era l'accampamento. I soldati allora, quando erano in libera uscita, per passare il tempo facevano diverse cose, tra cui ho trovato dopo 100 anni questo in un cassetto. Eccoli i volti di alcuni di questi soldati, volti giovani invecchiati dai baffi e dalla guerra. Nessun sorriso, solo la consapevolezza che per alcuni di loro sarebbe rimasta solo questa fotografia e un oggetto come questo. Una piccola statua dentro 2 bossoli riconvertiti. È una testimonianza di fede e di devozione che cercavano nella follia della guerra. Un piccolo oggetto tenuto gelosamente all'interno della divisa, talvolta cucito per essere sicuri di non perderlo durante gli assalti. Dovrebbe essere chiamato un altarino tascabile, perché loro, credo che quando erano al fronte, praticamente pregavano Sant'Antonio con questo oggetto in mano. Segno di come nell'inferno delle bombe, del sangue e della morte, la fede fosse l'unico appiglio di speranza. Segni di un'umanità rurale legata profondamente al santo della natura e della pace. E guardando questa fotografia si percepisce come la Grande Guerra sia stato l'olocausto di tutti e che a vincere alla fine sia stata solo la morte. Per questo ogni volta che Giuseppe Serena apre l'altarino di Sant'Antonio subito riaffiora un altro ricordo, quello del capitano di questi soldati. Era l'ingegner Parodi di praticamente Sanremo e lui ogni anno, finita la guerra, mandava su a mia mamma e alla mia famiglia, a mio zio, mandava su un cesto di garofani, crisantemi scusi, per portarli ai suoi soldati al cimitero di Sant'Eulalia e su in cima a Grappa. E se anche voi avete un oggetto legato alla Grande Guerra potete contattarci per segnalare appunto la vostra disponibilità. I contatti li vedete in sovraimpressione, treviso@antenna3.it, se volete inviare una mail 340 321 8720, se volete mandare invece un sms o un messaggio WhatsApp. Mostraci il tuo oggetto della Grande Guerra e raccontaci la tua storia, così appunto insieme costruiremo questa rubrica che ogni sabato ci propone degli oggetti, dei vostri oggetti legati appunto alla storia del primo grande conflitto mondiale. Ed è tutto per questa edizione. Ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo per la giornata di domani. Il meteo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Sarà una domenica in compagnia del bel tempo sul Triveneto, ci attende dunque una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio dell'11 febbraio. Sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure meridionali, ma rasserenerà presto.
ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, ma con locali foschie e nubi basse al mattino sul Pordenonese in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori della nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, valori minimi tra -2 e -1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia molto la situazione rispetto ai giorni scorsi, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco nuvoloso ma con locali addensamenti sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.